Come può lo stesso incidente stradale raccontare quattro storie completamente diverse? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se rimarrai col sottoscritto, ti spiegherò come un semplice scontro a Castiadas ha messo in crisi la macchina di informazione, rivelando qualcosa di inquietante sul modo in cui vengono riportate le notizie. 15 maggio, ore 17:15, strada provinciale 19 a Castiadas. C'è uno scontro tra una Renault Captur e una Fiat 500. Una si ribalta. 3 feriti trasportati in ospedale. Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sul posto per i soccorsi. Seguendo quotidianamente le notizie sarde, confronto sempre le fonti, e in questo caso presenta anomalie che vanno oltre la normale confusione post-incidente. Ma quello che rende questo incidente unico non sono i feriti e i soccorsi, è il mistero di come, ripeto, 4 fonti ufficiali possano raccontare versioni così diverse dello stesso evento. E il motivo te lo svelerò alla fine del video. La tarda sera sulla strada provinciale 19 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli. L'impatto è stato così violento da causare il ribaltamento di una delle 2 auto. Sono immediatamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato. Parallelamente, le ambulanze 118 hanno prestato soccorso e trasportato i feriti in ospedale. La scena è stata gestita per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in una delle strade principali della zona. Quando succede un fatto di cronaca come questo, noi ci fidiamo solitamente delle notizie che leggiamo. Ma cosa succede invece quando le stesse autorità, gli stessi soccorritori raccontano versioni diverse? Significa che anche l'informazione stessa, ufficiale, può essere fragile come le nostre certezze. Ed eccole le contraddizioni che non tornano. Località Geni Spina o Borgata di San Pietro? Feriti portati a Muravera o a Monserrato? Scontro frontale o frontale laterale? 2 persone incastrate o no? Non sono dettagli, sono elementi che cambiano completamente la percezione dell'evento. Il vero problema non è l'incidente, è che viviamo in un mondo dove la stessa realtà può avere versioni multiple, tutte apparentemente ufficiali. I carabinieri stanno collaborando per chiarire, ma la domanda rimane. Se non possiamo fidarci della coerenza delle fonti ufficiali, come facciamo noi a sapere cosa è davvero successo? Ti è mai capitato a te di leggere notizie contrastanti sullo stesso evento? E come fai a orientarti quando le informazioni non combaciano? Condividi la tua esperienza e se vuoi seguire un'informazione che mette sempre a confronto le fonti, iscriviti al canale.